Sono entrati in azione nel cuore della notte, rendendo cieca la telecamera di via Tommaseo con la vernice rossa, per poi dedicarsi ai circa 90 metri della facciata del padiglione 7 della Fiera di Padova. Un vero e proprio blitz, quello messo a segno ai danni dell'ente, mai colpito a memoria d'uomo dalla sua fondazione nel 1919 da un vandalismo di tale entità che ha interessato anche la sede di Smact Center, azienda partecipata dalle università trivenete che si occupa di transizione digitale. Sconcertato Nicola Rossi, presidente di Padova Hall. Per noi non è comprensibile, la Fiera di Padova è una fiera che lavora per il tessuto cittadino, lavora per le aziende del territorio, lavora per chi vive sul nostro territorio, per cui avere dei danni economici ulteriori che si aggiungono diventa sì, difficoltoso, però insomma supereremo anche questa. La firma del blitz è già nota, è la stessa W usata dagli attivisti che 2 anni fa imbrattarono la sede dell'Agenzia delle Entrate di via Turazza, 2 le persone denunciate all'epoca, scritte contro i vaccini, attacchi al 5G, al presidente Zaia. È stato uno shock arrivare in ufficio stamattina. Assolutamente, trovarsi la sede in queste condizioni potete immaginare che non sia gradevole, è anche un dispiacere perché è un luogo deputato ad accompagnare le imprese e i lavoratori nella transizione digitale viene deturpato proprio su tematiche legate alle nuove tecnologie. Non ci eravamo mai trovati di fronte a qualcosa di questa violenza. Grave il danno economico, la vernice rossa sparata anche in altezza ha ricoperto l'intera facciata. La direzione della fiera è alla ricerca di una ditta specializzata che operi in tempi record. È un danno economico perché bisogna ripristinare la facciata, da tener conto che dopodomani inauguriamo, parte una fiera importante, un B2B sull'elettronica, sull'elettricità e arriva gente, professionisti da tutta Italia e dobbiamo intervenire per mettere a posto la facciata. Non sarà facile, non sarà semplice, in più abbiamo un'altra fiera che parte contemporaneamente qui nel quartiere. I costi oscillano tra i 10 e i 20 mila euro. Corale la condanna della città per un grave danno anche all'immagine di Padova. Sugli episodi sta indagando la Digos. Nel frattempo la fiera sta pensando a potenziare il sistema di videosorveglianza perché episodi simili non si ripetano.